Un saluto da Dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia, dove ogni anno ricostruisco la bocca a più di 4.000 pazienti che hanno perduto i denti per incidenti stradali, piorrea o errori di altre equip mediche. Ti faccio un video che probabilmente, se sei stato truffato all'estero, se ti hanno rovinato e hai speso gli ultimi soldi della tua vita, probabilmente sarà il video che ti darà la soluzione per poter risolvere. Faccio una premessa: questo video deve essere utile sia a quelli che ancora non sono stati rovinati e quelli che già sono stati rovinati. Se non ti hanno ancora rovinato, c'è alta probabilità che ti rovineranno. Sono sempre di più i pazienti che arrivano da me in Moldavia e alle cliniche che ho in Romania, non solo a Chișinău ma anche a Iași e Bucarest, ho dei centri che curano questi tipi di persone, non solo che sono in ultimo stadio di salute, ma anche che sono in ultimo stadio finanziario e che i medici sui quali avevano riposto la fiducia hanno un'altra volta disatteso le aspettative e hanno posizionato dei denti sbagliati, incollati sugli impianti, denti con infezioni sotto, impianti malmessi, con osso completamente riassorbito e che necessitano di ricostruire nuovamente, ancora una volta, andare sotto i ferri del dentista, del maxillofacciale, per poter rimettere nuovamente i denti fissi. Quello a cui assisto è al fenomeno naturale che avviene quando si pubblicizza molto le cure mediche all'estero, ma entrano sul mercato anche delle cliniche che non sono competenti, che sono dei veri e propri luoghi di malpractice, di tortura, dove vengono tolti tutti i denti, messi impianti dentali, ma posizionati con imperizia, messi male, storti, delle lunghezze sbagliate, troppi oppure troppo pochi, ma soprattutto pazienti che finiscono nelle mani di dentisti che non hanno poi esperienza di materiali, conoscenza di tecniche di ricostruzione dei materiali, quindi come vanno accoppiati tra loro per simulare i denti naturali, non hanno un'idea neanche dei parametri estetici che vanno utilizzati per disporre poi i denti nel display del sorriso. L'azione legale non porta a nulla. Tutti quello che pensano, la prima cosa è l'avvocato. Ok, chiamo l'avvocato, faccio causa al dentista. Non arrivi a nulla perché devi fare una rogatoria internazionale, deve essere accolta e devi arrivare poi a che cosa? Al grado di giudizio, dove forse ti renderanno i soldi, ma ne hai spesi già tanti con l'avvocato. E ti ritrovi che se anche ti dovessero risarcire, i soldi che ti rende il dentista poi li devi dare all'avvocato, anzi gliene dai di più. Quindi mettersi nelle mani dell'avvocato per piccoli risarcimenti come sono quelli della bocca, poi ci sono altri risarcimenti che sono invece quelli milionari, dove lì conviene intentare la causa, ma la bocca non viene risarcita come certi possono credere, decine e decine di migliaia di euro. No, massimo che ti risarcisce è il costo del lavoro. Mettersi nelle mani dell'avvocato non è la soluzione corretta. Il consiglio è quello di cercare un centro di rifacimento del lavoro, chiedere al dentista semplicemente l'interruzione delle cure, se sono dei dentisti, delle persone oneste, la restituzione della somma in amicizia. Guarda, una stretta di mano, un consiglio che ti do è: lasciati sempre con le persone con una stretta di mano. Non serve a nulla arrivare alla causa legale. Un altro amico mi disse: guarda, se c'hai un contenzioso chiudilo subito, dai i soldi alla persona, chiudete quello che è. Non ha senso andare in tribunale o tempo, fatica e stress. Ricordati che noi siamo un centro d'eccellenza nella risoluzione maxillofacciale di casi distrutti da altri equip. Là dove gli altri si fermano, noi iniziamo, perché facciamo delle ricostruzioni in anestesia generale con impianti zigomatici, pterigoidei, nasali, cose non convenzionali che non tutte le equip eseguono, ma chi fa tutti i giorni casi così complicati sa come vanno fatte queste cose e ha esperienza soprattutto poi nella protesi, nei denti che si vedono in bocca e che devono lavorare per anni. Chiedi che ti venga restituita la somma e a questo punto
Se hai necessità, invia tutti i documenti alla mia equipe che prenderà visione e ti dirà se puoi magari anche entrare nel programma di protezione pazienti. Noi abbiamo un programma che si occupa proprio di questo, di andare a risolvere i casi malfatti da altri chirurghi e andiamo a documentare come arriva da noi in clinica il paziente, quali sono stati gli errori commessi, e questo potrai poi condividerlo con la clinica che magari ti aveva rovinato. L'obiettivo non è né bisticciare né diffamare nessuno, noi non facciamo mai nomi, posso dire il 90% dei pazienti che noi curiamo sono casi realizzati male, di malpractice, di pazienti che sono stati truffati. L'obiettivo è rimettere i denti in maniera corretta, non ottenere il risarcimento con l'avvocato. Tu hai un problema in bocca, quello devi risolvere, ma per risolvere quel problema dubito che potrai risolverlo dalla stessa persona che te l'ha creato. Quindi lascia stare avvocati, ma mettiti nelle mani già delle persone che ti danno la soluzione, con un programma dedicato dove si esegue anche una documentazione filmografica, quindi si eseguono dei vlog, dei video, che quelli possono essere poi tutela dei pazienti truffati, ma anche dei pazienti futuri. L'obiettivo è rompere il meccanismo per cui i pazienti vengono truffati. In futuro esisterà e continuerà a esistere solo chi ha recensioni come le nostre o più delle nostre. Quello che devi fare è scegli la clinica in base alle recensioni reali dei pazienti che si sono curati da quel dentista, da quella equipe o team di dentisti. Chiedi al dentista di vedere casi reali prima, non 1, 100 casi reali come il tuo risolti. Poter parlare con le persone. Noi ti mettiamo a disposizione il gruppo riabilitazioni estreme dove puoi parlare con migliaia di pazienti già curati. Un dentista, una clinica che lavora senza le recensioni non è una clinica su cui fare affidamento. Non è colpa tua se non sei un dentista e quindi sei un paziente, non è colpa tua perché nessuno ti insegna come selezionare un professionista, come scegliere un medico, nessuno te lo insegna a scuola. Né ti danno a scuola le conoscenze. Le uniche conoscenze che hai di dentisti sono quelle che ti sei fatte purtroppo negli anni con tante scelte sbagliate, quindi sei stato tu a doverti mettere a una sorta di scuola d'apprendimento privata da autodidatta a capire che cos'è un impianto dentale, come vanno utilizzati, quali sono i problemi, e l'informazione che ho fatto per anni su internet ha salvato tante vite, tante persone che oggi non lavorano per restituire i soldi alla banca, ma che hanno potuto risparmiare e risolvere veramente. E la testimonianza diretta di migliaia di pazienti che io ho curato la trovi nel gruppo Facebook Riabilitazioni Estreme della Bocca. Se ancora non sei iscritto, entra, perché lì trovi migliaia di persone che sono state curate nella maniera corretta e che possono essere testimonianza di quello che abbiamo fatto negli anni. Quello che io facevo da ragazzo era spendere la mia paghetta per andare al cinema, e al cinema delle volte prendevo la fregatura, vedevo il film che non mi piaceva, dopo 20 minuti uscivo dalla sala, però gli avevo già dato i soldi, non è che mi restituivano i soldi. Mi ero ingegnato e c'era un sito che si chiamava filmapp.com, non penso che esista ancora, dove c'erano le recensioni di tutti i film appena usciti. E in questo modo evitavo di prendermi le fregature. Questa è l'era reputazionale, dove chi lavora bene e ha le recensioni in chiaro, noi ce le abbiamo tutte in chiaro, per esempio, se tu trovi una clinica, un dentista che ha più recensioni delle mie, migliori, con i prezzi miei o più bassi, da me ti curi gratis, io ti curo gratis. Perché lo posso fare questo? Perché sono sicuro di aver messo sopra l'azienda migliore da questo punto di vista, con una reputazione ottima, straordinaria. Ci siamo rimboccati le maniche per anni per ottenere questo livello di recensioni, di soddisfazione dei pazienti. Non dico che non abbiamo recensioni negative, ci sono. È normale, non puoi, come dire, piacere a tutti, ma sono la prova che le recensioni che noi abbiamo sono reali.
Quelle negative confermano che tutte le altre recensioni, le migliaia, sono reali e noi abbiamo un voto di 4.9. Ci sono poi dentisti clinici che non mettono in chiaro, le bloccano per esempio su Facebook, non possono far vedere le recensioni, diffida da queste cliniche. Ci sono quelle che hanno 5 stelle per esempio come recensione, ma ne hanno 3, 4, 5, sono i parenti, la sorella, il fratello, il cugino. Ok, devi anche andare sulla quantità, cerca cliniche che abbiano più di 800 recensioni. E vai a vedere entrambe, sia Facebook che Google, se hanno 4.9 è reale, perché ti ho detto non puoi piacere a tutti, diffida dalle 5 stelle, perché le 5 stelle significa che o sono false o sono troppo poche, perché se ne hai più di 800 di recensioni, 1000 come noi, non possono essere tutte 1000 5 stelle. Ci potrebbe essere qualcuna negativa, ma questo non ti deve scoraggiare, ma anzi deve darti la prova concreta che quelle sono recensioni reali. È così che si sceglie un professionista, chiedendo il portfolio dei clienti che già ha risolto, che sono soddisfatti. Fammi parlare con i tuoi clienti. Questo è il miglior modo di scegliere un professionista. Io ti faccio un saluto qua dalla Moldavia e a presto.